Perfetto, siamo in live. Allora, tanto fammela aprire pure sul telefono. Che se no eventualmente rischio di non vedere alcune cose. Così dovrei vedere tutto. Allora. Ciao Nico. Buonasera Nico. Tra l'altro non mi sono dimenticato della tua idea, eh? Non ti preoccupare. Sto pensando a un modo di realizzarla. Ciao Matti. Immagino che te stai ancora a festeggiare da ieri. Ciao Mauro, ciao a tutti ragazzi. Ci si rivede dopo un po' di tempo. Sarà stata una settimanella. Hai visto? Ogni tanto me ne esco con queste cose. Non c'ho un cazzo da fare, allora ne ho approfittato, dai. Ma te posso dire, Nico, che avevo già proposto l'idea, però a molti non era piaciuta. Quindi non so se la proporrò. Ciao Alessio, Juan Jesus bisogna aspettare l'ufficialità e per aspettare l'ufficialità c'è bisogno del 1° settembre perché è lì che poi il contratto verrà depositato in Lega. Prima del 1° settembre sarà ufficioso, nel senso si potrà aggregare la squadra, si potrà allenare e tutto quanto, però non sarà a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari. Tanto ciao anche Andrea. Dacci 10 motivi per cui Ronaldo mette le palle in testa a Messi. Ma non è tanto il fatto di mettere le palle in testa a Messi, è che a me semplicemente Ronaldo mi piace di più. Cioè, c'ha carisma, c'ha carattere. Messi sta sempre a piagne, campa praticamente sulle spalle dell'altri. Cristiano Ronaldo comunque si è messo in gioco dappertutto, qualsiasi campionato praticamente, gli manca solo quello tedesco e quello francese, perché per il resto si è messo in gioco. Quindi questi per me sono motivi sufficienti per credere che Ronaldo sia superiore a Messi. Intanto ciao anche a Lori, ciao Cisio, ciao anche a Simone, ciao ragazzi, ciao Alessandro, ciao a tutti ragazzi, un bacione. Intanto fatemi bere. Ma mi pare che te l'avevo pure detto che preferivo Ronaldo, Mattia. Magari ad alcuni può dar fastidio poter essere riconosciuti dalla voce, potresti mettere a seconda del ragazzo se rendersi riconoscibile o no. Non posso camuffare la voce da qui. Non posso camuffare la voce da qui, non c'è l'editor per modificare la voce. Non c'è. Quindi se qualcuno vuole venire, si deve rendere riconoscibile, almeno con la voce, quindi perché se no non ci avrebbe senso. Però ti ho detto, ho ricevuto riscontri negativi, quindi non so se farla o meno. Lori, notizie di calciomercato, io so quanto ne sapete voi, se non anche di meno, quindi non saprò, non so bene cosa dirti. Hai visto il Bayern Monaco? Ce l'avevo come sottofondo perché io in realtà mi stavo guardando il play-out tra Perugia e Pescara. Stavo guardando principalmente quella piuttosto che Barcellona-Bayern. Oggi è l'andata, c'è pure il ritorno. Madò Ale, quanto l'ho amato Florenzi in quel video. Ciao Seb, buonasera Giorgio. Speriamo vinca il Frosinone così ce la possiamo andare a vedere. Ma io spero vinca lo Spezia perché c'è una squadra nuova in Serie A. Perché con questa situazione a me non è che mi va tanto di andare in giro. Ciao anche a Francesco.
Quasi fatto per Juan Jesus, esatto, Don Miguel. Buonasera Simone. Oggi lanciamo hashtag e influenziamo le masse. No, è andata e ritorno, ma infatti sì, a me sta cosa non è che mi fa impazzire, Io preferisco più partita secca. Ah, glielo spiego io, Nico. Semplicemente m'ha detto Nico di appunto fa una live in cui magari invita qualcuno della gente presente nei commenti che volesse partecipare attivamente con la voce nella live. Però l'ho fatta, se non mi sbaglio, una settimanella fa, ho chiesto sta domanda e ci ho avuto praticamente solo riscontri negativi. Quindi non lo so, vedremo. Dicono sia quasi fatta anche per quell'attaccante honduregno che Suazo ci consiglia. Non l'ho sentito e non lo conosco sinceramente. Hai visto il Barcellona? No, cioè, lo vedevo ma perché c'avevo de qua, stavo a guardare un'altra cosa io. Su Juan Jesus non ho letto più nulla, spero arrivi comunque. Juan Jesus dovrebbe arrivare, però bisogna aspettare il comunicato del Cagliari. Ripeto, comunque fino al 1° settembre non saranno mai ufficiali perché il contratto viene depositato il 1° settembre. Mino nuovo portiere, se io al massimo posso fare la palla, non il portiere. C'ho più il fisico da palla che da portiere. Prima ho letto che era quasi fatta per i fratelli Tramoni dell'Aiaccio. Sì, ma sta cosa di quei fratelli sta girata da una settimanella, non è uscita adesso. Ve lo assicuro perché io ci ho fatto le grafiche già da un po' di tempo. Per Lisandro e Matteo. Non è una notizia nuova. Raga, comunque Godin è definitivamente sfumato. Sta rifacendo il titolare e bene, tra l'altro. L'Inter penso un altro anno glielo faranno fare. Meglio così. Ci abbiamo un ingaggio in meno. Cioè, ci abbiamo un ingaggio in meno, nel senso, Ordi che rimane all'Inter. Io sinceramente non è che ero convintissimo di Godin, quindi meglio così. Porca troia, il filtro. Mi è cascato il filtro. Oddio Dio. Secondo te potrà venire Kolarov? Perché no? Se il Cagliari gli paga 1,5 milioni, perché no? Il Cagliari ha acquistato un centrocampista di caratura internazionale, Mattia Longi, non so se conoscete. Beh, io lo conosco. Dicono che sia un po' omo incestuoso come giocatore, però il trio delle meraviglie è bellissimo. Il trio delle meraviglie, ma gli occhietti Rui Sampaio e il Kabir proprio le tre puliche sarebbe brutto da dire, però il trio delle meraviglie suona meglio. Io preferirei Gulam a Kolarov. Vabbè, ci sta, a me piace più Kolarov perché è più cattivo. Florenzi piacerebbe? A me sì, anche se non saprei dove piazzarle. Uno si adatta un po' a tutti i ruoli, ma non è eccezionale in nessuno. Lo vedrei come sostituto naturale di Nandez se dovesse partire. Ma io sinceramente Florenzi lo vedo in tutti i ruoli possibili e immaginabili sulla fascia destra, perché lui nasce come ala, poi abbassato esterno e poi abbassato ancora a terzino. È vero che non è che faccia bene in tutti e tre i ruoli, perché non è che sia non è che stiamo parlando di un giocatore fenomenale,
perché secondo me è un centometrista che gioca a calcio, però farebbe la sua porca figura, quindi perché non provarci? E comunque De Piede non è che è messo male, comunque bene o male ce l'ha, quindi io un tentativo lo farei. Ciao Christian, Sarr lo vuoi al Cagliari? Sinceramente io Sarr non l'ho visto tantissimo al Nizza, quindi non ti saprei dire. Ciao Icnos, temo che avere Racia con noi sarà difficile. Sicuramente il Cagliari ci proverà, ne sono sicuro. Sei su StreamYard? Yes. L'importante è mantenere Raja. Beh, Raja non l'abbiamo mantenuto tecnicamente, perché Raja è tornato all'Inter. Su Nainggolan si sa qualcosa? Su Nainggolan c'è Di Francesco che lo vorrebbe, sicuramente il Cagliari vorrebbe che rimanesse, tocca vedere. Io pure preferisco Gulam. Non so se ti ricordi, ma con Sarri era il miglior terzino della Serie A con il vizio del gol. 5 serie di stagioni. Dopo l'infortunio non era più lo stesso. Ma se dovesse tornare come prima faremmo un affare, a discapito di Kolarov, che magari ti può fare quest'anno bene e basta. Sicuramente, però per una cosa mia preferisco Kolarov. Mi piace di più. Devi invitare qualcuno? No, no, non devo invitare nessuno, ho soltanto scelto StreamYard per cambiare, ecco. Per voi riprendono le scuole? Secondo me no, nemmeno secondo me. Cioè, riapriranno, ma poi chiuderanno subito. E comunque ci torna anche Bradaric, esatto. Tanto ciao Fabri. Comunque Cragno ha detto no alla Rometta, ho saputo, ho saputo. Se Seter fa qualche gol vado al Divino Amore. Ma l'ha fatto qualche gol, eh? Comunque con Nandez ci hanno inculato 1 anno e mezzo per prenderlo. In che senso ci hanno inculato, Fabri? Su Di Francesco sinceramente ho dei dubbi. In merito alla scelta in sé? Cioè che Di Francesco possa non essere all'altezza? No, anche al Chievo ha segnato un po' Seder, Non ne ha fatti tanti, ma li ha fatti alcuni. Penso comunque non più dei 5. Perché credi che non possa essere all'altezza, Simo? C'è una tua sensazione o hai dei motivi per cui credi che non possa fare bene? No, quest'anno al Chievo ha fatto qualche golletto. Comunque ho sentito che era sempre tra i migliori in campo. Vabbè, ma stiamo a farla pur sempre del Chievo. Questo è più juventino che cagliaritano. Ricordo un Malleo si impallavo segna sempre Marco Sau. Mor Benevento col cazzo che Torita Sau. Io non mi scorderò mai la partita dei Seter contro il Benevento che quello manco si reggeva in piedi. Cioè non gliela faceva manco a cuore che cascava. A me piace Pajak solo da imparare a coprire. Ma a Pajak tocca vedere se lo riscatta il Genoa. Sono uomo incestuoso con Ronaldo, magari. Ti piacerebbe. Che alla fine la clausola di 36 milioni fa sì che vada dove vuole. Non è propriamente così, Fabri, perché tocca comunque che qualche squadra li cacci quei 36 milioni, perché se nessuno li caccia è inutile. Uno, comunque il valore di mercato per lui è aumentato, e quello senza ombra di dubbio. Due, comunque 1 anno di ingaggio. Ho capito, ma 1 anno di ingaggio per un giocatore così io ci spenderei, ma sai quante volte? Poi che per 36 milioni è regalato, su questo siamo d'accordo. Però
Sì, è una sensazione perché non ha tanta esperienza. Beh, insomma, mo che non c'ha tanta esperienza, no, perché comunque ha fatto Serie B e Serie A col Sassuolo. Ha portato comunque la Roma ai semifinali dei Champions. Alla Sampdoria ha fatto male, ma vedi anche perché, e vedi anche per esempio l'ultimo anno alla Roma. Lui si è messo in condizione di poter fare bene, può fare molto molto bene. Tra l'altro è lui che ha portato il Sassuolo in Europa League, quindi Nico, te non gliela fai a fa un commento unico, devi sempre spezzettarlo. Comunque non illudiamoci che riusciremo a piazzare tutti i bidoni che abbiamo, sarebbe stato impossibile già 3 mesi di mercato normale, figuriamoci ora che ne abbiamo uno, già piazzarne 2 o 3 sarebbe un miracolo. Ma bisogna levarsi gli eccessi, quello sì. Oh, se non ti levi svincoli, e che cazzo, 3-4 estati fa abbiamo pensato un calciomercato che era fatto solo de rescissioni. Ciao France! Ciao, mi devo andare, devo finire di guardare Cagliari Lazio. Rog stuprami, ma cosa? Sì, ma la Roma ha una rosa. Vabbè, ma comunque Giulini dovrà costruire una rosa pure per quest'anno, perché non ve credete che investe su Di Francesco e poi la rosa non la fa. Cioè, quella è la mia speranza, è anche un po' la logica che mi impone di pensare così. Però se tu prendi Di Francesco e poi non gli dai la rosa che vuole lui, è un po' una stronzata. 36 milioni è veramente regalato, poi non mi piace come si comporta lui il procuratore, dal punto di vista umano mi ha deluso. Quello anche a me, ma che ci vuoi fa? Ormai è andata. Ho visto gli spezzoni dell'Honduregno Bengunce. Non guardate mai gli spezzoni dei video, cioè gli spezzoni dei giocatori su YouTube, non lo fate mai. Sarà che sono di parte, ma solo io penso che il centrocampo Rog Nandez Raja sia meglio di quello della Juve? A me Bentancur mi fa impazzire. Rabiot si ha fatto schifo tutta stagione. Lo so che non scrivi il commento unico perché c'è il limite dei caratteri, però ogni volta li superi, è quello che mi stupisce. Bah, il centrocampo da Juve è tanta tanta roba, però se quello del Cagliari sta in forma sta alla pari, eh. Si parla di un Juan Jesus al Cagliari, sarà vero? Pare così, pare di sì, Giuseppe. Pare di sì. Ciao Pignolo! Regà, non gliela faccia stare appresso. Ha portato lo Sassuolo in Europa League. Speriamo porti pure a noi, ma non ne sono convinto. Spero di essere smentito. Cristian, questo dipende tutto dalla società se sarà in grado di costruire una rosa. Dipende tutto da quello. Tutto da quello. Noi possiamo solo sperare. Più di quello non possiamo fare. Se Di Francesco gli metti la rosa giusta, può fare buonissime cose. La maglietta dell'Italia fa sempre la sua porca figura. Esatto. Che ne pensi della stagione di Pereiro? Non ha giocato così tante partite da potergli dare un, un giudizio. No, non è che mi dà fastidio, è che non so come cazzo fai ogni volta a sforare. È quello. Sinceramente, quali sarebbero le mezzali migliori di Rog e Nandez in Serie A? Io non ne vedo. Ma non sto di che non ci stanno, cioè che ci stanno mezzali migliori di quelle. Però nel complesso, comunque il centrocampo da Juve, cioè Bentancur e Pjanic, noi siamo secondo solo a quel centrocampo, cioè più forte di quello da Juve mi pare un'esagerazione totale. Ma run in, ma anche no.
Ma anche no, tra l'altro è sfumato pure Maranna all'Udinese, maledizione. Ciao Marco! Se facciamo un bel calciomercato anche quest'anno abbiamo la rosa competitiva per i prossimi anni. Dipende tutto da questo, ma per fare una cosa del genere una cessione illustre ci dovrà sta'. Gli unici che mi vengono in mente a livello di Rogge e Nandez sono Barella, Milinkovic-Savic, Allan, Luis Alberto, anche se non è propriamente una mezzala, Malinowski e anche basta. Ciao Andrea, buon proseguimento anche a te. Beh, i nomi che hai fatto sono tanta roba, sono tanta roba. Sicuramente abbiamo un signor centrocampo, un signor. Fai un po' il personal trainer che mi sto allenando con la live in sottofondo per stimolarmi, chiamami Luca Cepitelli. Madonna mia, che cosa brutta che mi sta a chiedere, Mattia, che cosa brutta. Mi sta a chiedere una cosa bruttissima. Cerco di fare le domande interessanti per me per darti uno spunto per poter parlare. No, ma infatti ti ringrazio, Nico, per carità. Ciao Ale, ciao Carlo. Comunque io mi terrei Bradaric, ha iniziato discretamente oppure punterei su Oliva, Birsa, Cicarini, Ceppitelli, Clavan, via, terrei Despotov per lo schema del mister. A meno che non prendiamo Boga del Sassuolo. Non penso che Boga venga al Cagliari, sinceramente. Per i nomi che hai fatto da via, vabbè, Cicarini e Clavan non rinnovano, quindi vanno via. Birsa c'ha ancora un anno di contratto e quindi ok. Eh, può andare via tranquillamente, 1 milioncino ce lo fai. Cepitelli a malincuore, ma anch'io lo darei via perché vorrei rifondarla totalmente la difesa. Quindi Bradaric magari come secondo De Oliva perché io punterei di più su di lui. Pistocchi Lukaku mi ricorda Seter. Mamma mia. Vorrei vedere Maran in un'altra squadra e vorrei vedere quanto velocemente viene esonerato. Beh, non è detto, eh. Magari farebbe bene. Miro, se tu potessi dare via uno solo dei due, chi cacceresti tra Ceppitelli e Pisacane? Beh, se sa che io sono più affezionato a Pisacane, quindi darei più via Ceppitelli. Però darei via tutti e due. Ciao Checco! Di Francesco il giocatore a Cagliari cosa ne penseresti? Non è male come ala, eh? Non è per niente male. Bradaric ci posso passare sopra, ma Cica, Clavan, Faragoi, Onita, Cerri, Seder, Pisacane, via. Birsa diamogli sta ultima possibilità. Lui sa anche giocare in teoria, o meglio, sapeva fare quando era un giocatore serio, cioè un giocatore di calcio. Oh, che te devo dire? I nomi che hai fatto, sinceramente io darei via tutti. Vabbè, Ionita va al Benevento, Faragò non c'è mercato, ma è normale perché è una pippa, cioè mi dispiace a livello umano, ma è una pippa. Pisacane ha fatto il tempo suo, idem per Cerri, Seder e Birsa, perché io pure Birsa darei via. Ciao Argo, siamo sicuri che il campionato parta? Pare di sì, pare di sì. Valina, così. Ceppitelli e Joao sono gli ultimi due superstiti del leggendario Cagliari di Zeman. Faragò lo darei assolutamente via. Faragò lo darei via. Faragò, parliamoci chiaro, è un giocatore da Serie B. Un giocatore da Serie B. Ma quei tre nomi comparsi durante il lockdown non mi ricordo mai nemmeno quali erano, quindi figurate.
Sono dispiaciuto che Clavan non rinnovi. In caso di qualificazione in Europa League sarebbe stato utilissimo. Ma insomma, il Clavan che ho visto non sarebbe stato per niente utilissimo. Ma proprio per niente. Ciao Miro, come stai? Tutto a posto? Te bruci Teddu? Ma è ufficiale di Ionita al Benevento? Per le ufficialità bisogna aspettare tutti il primo settembre, perché è il giorno in cui si potrà depositare il contratto in Lega. Prima di quella data saranno ufficiose, non ufficiali. In teoria il campionato riparte il 19 settembre, ma visto l'andazzo non escluderei nulla. Ma ho letto poco fa che hanno richiuso le discoteche e sinceramente sono contento. Sicuramente non è da escludere nulla, però penso che comunque la Lega abbia pensato a un qualcosa del genere. Quindi anche in caso di nuovo lockdown probabilmente loro andranno avanti. Tanto più de giocare a porte chiuse loro non li faranno fermare. Quindi leggi la notizia nel gruppo. Dopo la leggo. Dimenticavo Pisacane e Faragò. A malincuore Ionita, non voglio Murro, non serve. Comunque Clavan ha detto alla gente che aveva discusso e risolto con noi per un altro. Boh, vedremo. Domanda un po' più particolare: come pensi possa andare avanti il calcio nel futuro? Stadi chiusi, diritti televisivi su cui si basa ogni squadra sempre più in dubbio e sempre più a ribasso. Eh, Questo perché c'è tutta sta situazione in atto. C'è tutta sta situazione. Sinceramente non saprei, ci devo pensare meglio per darti una risposta, perché così al volo ne risponde a tutte e non gliela farei. Comunque Seter nel Chievo alla fine era titolare, ha fatto bene, io credo non sia scarso come dicono. Infatti è peggio Argo, è decisamente peggio. Farias piace a Di Francesco e lo ha anche allenato al Sassuolo. Che ne pensi, Miro, se restasse? Ma quando è stato Farias al Sassuolo? Me lo so perso? Sinceramente io non me lo ricordo Farias al Sassuolo. Devo essere sincero, però può essere me sbaglio. Io riprenderei Balzano. L'allero. Balzano, mo. Chi speri che salga tra Spezia e Frosinone? Spezia, anche se simpatizzo il Frosinone. Novità di calciomercato? Zero. Io probabilmente ne so anche meno di voi, Carlo, quindi non te saprei dire. Io se Eterno l'ho seguito, mi pare abbia fatto solo 2 gol. No, 2 gol no, mi pare ne abbia fatti 5 o 6, però poca roba. Se torna a Murru mi sparo. Cagliari non fa per lui giocatori sardi, qua a Cagliari o vengono amati o odiati o dati per raccomandati. Farias a Sassuolo tanti anni fa. Non me lo ricordavo. Comunque Murru al Cagliari tornerebbe utile soltanto nel caso dei giocatori che hanno fatto le giovanili a Cagliari, non per altro. Anche perché pure alla Sampdoria non è che abbia fatto tutto sto granché. Non me lo ricordavo Farias a Sassuolo, devo essere sincero, faccio mea culpa. Balzano era un pisacane praticamente, eliminatissimo, ma dava l'anima in campo. Per dire, avrei preferito lui a Isla. L'anno che siamo risaliti, Inai lo abbiamo venduto. Ma a me Capuano mi faceva altamente. Se Capuano Balzano, anche Capuano mi faceva cagare. Seter giocava sull'esterno col Chievo, merita una chance o comunque di essere seguito ancora. Veramente credo che Seter giocasse la prima punta. Perché se metti uno come Seter sull'esterno sei un coglione. Sei proprio un coglione. Per carità sarà veloce, ma non può giocare d'esterno. Terrei Cranio, c'ho Pedro, Nandes, Nainggolan, Pisacane, Simeone, Rog e Paoletti. Io per esempio Paoletti non lo terrei mai e poi mai. Paoletti ciaone. Madonna, raga, quanto sta da scrivere. Riprendiamo Duce Shop. Massi. Accordo ufficiale tra Raj e il Cagliari. Il Ninja vuole rimanere disposto a prendere di meno. L'Inter se rimane Conte non ritorna. Ma io avevo saputo che ero disposto a abbassarsi l'ingaggio per rimanere a Cagliari.
Samuele Longo e Caio Rangel. Tra l'altro penso che Mattia sia l'unico essere umano al mondo che abbia la maglietta del Cagliari di Caio Rangel. Mi lo terresti Cerri o lo daresti via? Lo darei via. Ci fai una minusvalenza e basta. Il gol di Murro alla Roma. Non mi ricordo il gol di Murro alla Roma, però ripeto, io ho la memoria limitata, quindi... A chi daresti la maglia titolare? Non c'è bisogno nemmeno da dirlo. A Simeone. Simeone tutta la vita. Cioè a me non mi piaceva Paoletti prima, figuriamoci adesso con due rotture del crociato. Proprio no. Infatti il gol alla Roma era di Pisano. Se tornasse Murro al Cagliari potrebbe essere fondamentale per la difesa? Assolutamente no. Assolutamente no. Cioè Murru non ha mai dimostrato nulla, ma anche quest'anno alla Samp non è che abbia fatto faville, è sempre stato lo stesso identico giocatore, quindi non ne vale la pena. O meglio, non ne vale la pena se lo dovessi far giocare a titolare. Se lo devi usare come sostituto, pure. Ionita di somiglia. Mamma mia. Pisano ora se la sta spassando Olbia, sì. Pisano mo se la sta spassando Olbia. Se non mi sbaglio è pure il capitano. Puntata di Romagna no, l'abbiamo notato al Sassuolo. No, Romagna torna, perché pare che il Sassuolo non lo voglia riscattare. Quindi Romagna dovrebbe tornare da noi. Infatti mi ricordavo che era Pisano. Quella partita non me la scorderò mai. Pur di non prendere Murro, a me piacerebbe Barrera come riserva, esatto. Anche a me. In Serie B ha fatto bene Barrera. Vino, ma che vino? È acqua, è acqua. Per festeggiare il ritorno del Chievo in Serie A, Christian. Questa è acqua per festeggiare il ritorno del Chievo in Serie A. Ce lo riranno rotto però Romagna. Lo so. Lo so. Però che tocca fa? Tanto comunque qualche centrale lo dobbiamo prendere, quindi... Qualche centrale lo dobbiamo assolutamente prendere, quindi... Rotto o meno, Romagna... Poi dipende sempre quanto è grave l'infortunio. Ma quella scritta in basso a sinistra è una grafica tua? No, non è una grafica mia, è la grafica dell'app che uso per fare le live. Raga, Romagna possiamo anche mandarlo via, prendevamo tantissimi gol anche lui. Faceva solo il complimento, niente di che, emblematico, abbia esordito da titolare non 5-0. Però può sempre far comodo. Sicuramente è molto, è al di sopra di quelli che abbiamo adesso, secondo me. Cerca questi nomi, ma non li cerco Brucideddo, perché tanto pure se poi mi guardi i video, che idea mi posso fare se vedo solo le cose migliori che fanno? Io riesco a giudicare un giocatore se vedo tutte le partite. E se vedo solo ispezioni su YouTube, che idea mi posso fare? Un'idea falsata? Sarebbe inutile. Ora sarei contento, Miro, ma verrà il prossimo anno. Il prossimo anno vedremo, staremo a vedere.
So che piace a tutti, ma sarò sano io, ma a me non fa impazzire, però sono d'accordo sia meglio di Pisacane e Cepitelli. Ma penso che stai a riferire a Romagna. La papera di Goicocea, vabbè, la papera di Goicocea rimane negli annali. Quest'anno ha fatto bene Romagna, se prendevamo tanti gol non era solo colpa della difesa. Despotov lo vuole il Galatasaray. Io sinceramente ci punterei su sto Cristiano. Cioè, sta a fa avanti e indietro. Famogli fa 6 mesi in una cazzo di squadra, oh. Cioè, famolo giocare un pochetto, dai. Puntiamo su di lui. Despotov come riserva può tornare utile. Ma io ci punterei pure. Perché comunque per quella partita che ho visto contro l'Inter non ha fatto per niente male. Hernanes al Cagliari piacerebbe, no? Hernanes è vecchio. Ciao Albe. Esatto, Giorgio, esattamente. Il giocatore che più odi, che è venuto recentemente a Cagliari, io Van der Viel, ci credo tantissimo e si è comportato da pezzo di merda. Ma tu intendi che più odi, cioè che già odiavo prima e che poi è arrivato a Cagliari o che ho odiato dopo che è arrivato a Cagliari? Come ala chi puoi schierare? Puoi schierare a sinistra, puoi schierare Joao Pedro. Prova a dire entrambi i casi. Allora, giocatore che ho odiato e che è venuto al Cagliari era Borriello, però più che odiavo mi stava sul cazzo, però quando segnava ero contento perché comunque faceva gol e tutto quanto. Che ho odiato col tempo nemmeno più di tanto Van der Viel, perché si vedeva che comunque era abbastanza spocchioso. Io parlo di odio a livello proprio di giocatore, non di persona, perché la persona non se lo merita minimamente. Regà, per me è Pavoletti. Io non ce la faccio proprio a sopportarlo. Non ce la faccio proprio a sopportarlo io, Pavoletti. Più forte di me. Prenderesti Iago Falche? Perché no? Joao Pedro come ala a me. Beh, alla fine se va a vedere in molti spezzoni di partita, lui occupa quella posizione, Giorgio, quindi non sarebbe così sbagliata come cosa. Ciao Lotario. Io ho odiato molto il Barbo dopo che se n'è andato via. Abbiamo perso una perla nera di un valore inestimabile con il Barbo. Una fonte di fake news che era oro. Non sopporto Pavoletti, siamo giunti al termine di una storia. Oh, è più forte me, io Pavoletti non lo sopporto. Io Pavoletti proprio non lo sopporto. Sopravvalutato secondo me, molto molto sopravvalutato. Quanto casava il Barbo quando partiva, palla al piede intendo. Peccato che la palla era la sua.
Vabbè. Io sono classe 83, Daniel Fonseca lo odio, comunque Barbo magari lo... Fonseca io non posso dire odiarlo perché non l'ho vissuto, quindi so la storia, so il dito medio, però non posso dire di odiarlo. Il vizio del Cagliari in difesa, le maglie sono troppo larghe, bisogna stringere. Col dire le maglie sono troppo larghe. L'altra pecca è che bisogna imparare a fare il pressing, bisogna correre per 90 minuti, vabbè. Però, secondo te l'Inter può vincere l'Europa League? Sì, perché no? Giulini quando si decide a dar via Lico Giannis? Quando troveremo un terzino sinistro decente. Miro almeno riconosce che Paolo Gol l'anno scorso ci ha salvati da solo con i suoi gol. Sì, ci ho fatto anche un video in cui io chiedevo scusa, Ci ho fatto anche un video in cui avevo detto che comunque Pavoletti non era un bomber, poi mi sono andato a leggere i dati, ho fatto l'analisi, ho visto che effettivamente grazie ai suoi gol ci siamo salvati, ma nulla toglie al fatto che secondo me rimane un giocatore sopravvalutato, ma anche di tanto. È un giocatore limitatissimo. Speziale libero, che cazzo c'entra uno speziale? Ti fa piacere che Barella stia facendo bene all'Inter? A me, nonostante tutto, sì, è sempre un giocatore che ci ha fatto guadagnare e migliorare parecchio, non sardo tra l'altro. A me sinceramente me ne sbatte il cazzo di Barella. Cioè, ormai è un giocatore dell'Inter, non è più di mio interesse. Mi rinteresserà di Barella quando si parlerà di Italia, ma finché si parla di Inter, me ne sbatte il cazzo. Tutta l'Italia vuole lo Spezia in A. Non credo, penso che i tifosi del Frosinone non la pensino così. Sì, sì, Cristian, ci avevo fatto un video in cui avevo chiesto scusa. Perché io rimango sempre convinto delle mie cose. Poi quando ci vado a sbattere la capoccia e vedo che non c'ho ragione, chiedo scusa, ma fino a quel momento io rimango convinto della mia idea. Dico Giannis io lo terrei addirittura, fa il panchinario e non si lamenta, poi quest'anno non ha fatto neanche male, dai. Nel post lockdown non ha fatto male, quello sì. Come riserva ci può stare. Ah, Spezia, Speziale, ma vaffanculo. Maglia dell'Italia di Barella. Esatto, a riprova di quello che dico. Ma questa l'ho presa quando stavo ancora al Cagliari, però, eh. Ciao, dottor Bococco. Ciao, Thomas. Tranquillo, non ti preoccupare. Hai visto le storie di Zenga in cui parlava del Cagliari? Sinceramente no, ho smesso di seguirlo una volta e se n'è andato. Una volta che è finito il campionato ho smesso di seguire Zenga. Cioè, già ho smesso di seguirlo prima. Ci riprendiamo Luca Pellegrini con diritto di riscatto, ma sinceramente può rimanere tranquillamente a Juventus Pellegrini. Un esaltato totale. Alla prossima, Thomas. Pure a me non sbatto un cazzo di quello che sta facendo ora Barella da altre parti. Ma a livello umano uno può essere contento che sta a fa bene all'Inter e tutto quanto, però se te devo dire che mi migliora la giornata, sinceramente proprio zero, non mi interessa. È un giocatore dell'Inter, se i tifosi dell'Inter sono contenti di Barella, buon per loro, ma a me una volta che te ne vai da Cagliari è difficile che te seguo. Più che limitatissimo, montato. È un montato, Nico. Pellegrini è totalmente un montato. Cosa ne pensi di Valukiewicz? Buon difensore, ovviamente ancora abbastanza limitato perché è giovane, però per l'età che ha dimostrato di poter fare bene, quindi io ci punterei. Buonasera Ale.
Miro è che tu non sei sardo. Probabile, può essere così, però non ce l'ho sta cosa. Cioè, pure fossi stato sardo, per come se ne andò Barella, non... Cioè, lì ha fatto proprio in modo che non me ne importasse più nulla. Già non me ne sarebbe imputato nulla a prescindere, però... Cosa ne pensi di Oliva e su quello che deve essere il suo futuro? Io penso che Oliva, su Oliva ci si debba puntare. Anche perché comunque Cicarini non rinnova, va via, io ci punterei. Io punterei a Viglia, è un buon giocatore. David? Punteresti sui giovani Maricosu, Latinetti, Carboni, Gagliano? Assolutamente sì. Comunque forse da sardo è anche peggio, a seconda di come la prendi. A me di Barella proprio me ne passa per il cazzino. Per il cazzino. Sentiamo la raffinatezza di cazzino. Ma dipende, è una cosa soggettiva. Cioè, cambia da persona a persona. A qualcuno può importare, ad altri non può importare. Cioè, anche se ci fate caso, la partita d'andata con l'Inter, c'erano tanti che lo fischiavano e tanti altri che lo applaudivano, quindi Barella è stato un po' freddo con l'addio, secondo me, ma tralasciando quello, a me non piace come se n'è andato. Secondo te, una tua sensazione su quale fronte si muoverà il Cagliari per Cragno, Inter o Roma, e quali auspichi siano le trattative da concludere in contropartita per Cragno monetizzare? Se devo sperare, io spero che rimanga, ovviamente. Però se ne deve andare, a malincuore dico Roma, nonostante mi sia altamente sul cazzo, ma per il semplice fatto che nella trattativa ci possa rientrare Florenzi e ti risolvi un problema a destra, Olsen e ti rimedi un altro portiere, più un 10 milioni che non fanno mai male, quindi perché no? D'ora in poi per evitare la volgarità userò cazzin. Ci può stare, ci può stare. Io Villa non lo prenderei, mi sta sul cazzo che se cerchi... Ah, ho capito, quello del Boga. Ah, quello che menava la ragazza. Sì, ho sentito. Ma sinceramente queste sono cose extracampo. Se è colpevole non penso che il Cagliari ci punterà, eh. Samir dell'Udinese, non sarebbe male. Cosa ne pensi dell'eliminazione del Basilea in Europa League? Ti aspettavi qualcosa di più oppure Shakhtar troppo superiore? Beh, lo Shakhtar purtroppo è decisamente troppo superiore al Basilea. Mi dispiace perché è una squadra a cui tengo, però comunque sono arrivati ai, che ai quarti erano, quindi comunque è un buon traguardo. In attacco siamo già messi bene, meglio migliorare la difesa, esatto. Io ho un chiodo fisso, scusate. Ah. Fofana va a Lens. Fofana va a Lens per 10 milioni di euro. Regà, io un nome lo butto, tanto non succederà mai. Ma un Atebor non succede, perché non succede. Però un Atebor.
A proposito, Miro, sai quanto sono Siviglia e United? No, spero che il Siviglia asfalti lo United. Fofana 10 milioni mi è sembrato regalato per quello che è il mercato d'oggi. Ma su Transfer Market il prezzo è quello. Minchia, proprio sui giocatori dell'Atalanta non ci farei troppo affidamento. Quelli sono capaci che tolti da quell'ambiente si sgonfiano. Probabilmente, però sempre meglio di un cacciatore o di un Faragò fuori ruolo, per dite. Vabbè che adesso c'è Mattiello che gioca a destra, però nemmeno io penso che venga da noi Atebor, però io un tentativo ce lo farei. Sar non l'ho mai visto, non l'ho mai visto, quindi non saprei dire. Anche quello è vero, Giorgio, però ripeto, io un tentativo comunque ce lo farei. Ciao DM, meglio Mattiello di Pellegrini e poco ma sicuro. Per come stava a giocare a Pellegrini. Pure Del Grosso sarebbe stato meglio di Pellegrini. E ho detto tutto. Ma è arrivata adesso la notifica, Christian, del gol dello Spezia, gol di Chiasi. Avallo totalmente il tuo commento, Giorgio. Faccio finta di non averlo letto. Cosa ne pensi di Juan Jesus? Difensore centrale, può essere utile. Può essere utile. Poi conosce Di Francesco, quindi non è da sottovalutare questa cosa. Non è per niente da sottovalutare. Ma fammi andare a vedere che cazzo stanno a fa Siviglia e United, giusto per sapere. Stanno a pareggiare 1-1. Ha pareggiato Suso su rigore e ha segnato Bruno Fernandes su rigore. No, perché Suso su rigore? Che cazzo so di? Suso azione normale. Bruno Fernandes su rigore. Ti piacerebbe Cistana del Brescia? Eh, non male, non male, anche se non ci farei troppo affidamento. Ma Piqué che si svincola dal Barça, chi io paga ingaggio? Piqué costa caro, eh? Buonasera, Cartal. Spero ti sei un po' ripreso da ieri. Assist di Reguilon per Suso. Reguilon lo vuole il Napoli. Ho sentito. Da quello che ho saputo c'è comunque l'accordo. Se non mi ricordo se col procuratore o con Real. Cosa ne pensate dei fratelli Tremone? Io non l'ho mai visti, quindi non mi sono piaciute le dichiarazioni del DS Carta oggi, cioè ha detto che nessuna trattativa in entrata e in uscita delle squadre ora la deve valutare tutta Di Francesco. Carli 2? Speriamo di no. Speriamo di no. Secondo me dovresti distinguere un po' più il calcio reale da FIFA o Football Manager. Ma sta a parlare con me? Si rischia la D. E mo addirittura rischiare la D.
Cosa ne pensi del calciomercato del Cagliari? Beh, non c'è stato ancora nessun calciomercato. Ci sono stati giusto i rientri dei prestiti, non è successo niente. Quindi per adesso calciomercato non esiste. Si fanno solo nomi, ma come se ne fanno ogni estate. Secondo me adesso l'audio un pomodoro a Giulini. What? Ma una cosa Miro, ma Cosso è in società? Sì, Cosso è in società. Lavora come osservatore. No, non mi dica che fallite, Cartal. Spero di no, cazzo. Dai, oh. Secondo te la Juve dovrebbe farsi chiamare Piemonte Calcio, almeno avrebbe un nome italiano. Vabbè, Juventus è latino. Quindi. Ma come si chiamano? Si chiamano sti cazzi. Bevi grappa? Sì, se bevo grappa stavo ancora in piedi. No, è acqua. Torino 2, come le pizzerie. I gemelli non mi ricordo come cazzo si chiamano. Comunque non ne ho nemmeno io idea di chi siano. So che giocano nel Bastia, se non mi sbaglio. No, nell'Aiaccio. Nell'Aiaccio. Pare che il Cagliari ci voglia puntare, vedremo. Hai mai visto il Cagliari dal vivo? In trasferta sì. In trasferta sì. Vabbè, fratelli, gemelli, quelli so. Secondo me il Manchester United sta creando una... Non riesco a capire il tuo commento, burro, mi dispiace. Per picchiarlo ci sta puntando, visto i precedenti con i corsi. Botte da Orbi, sarebbe bello. No, Giorgio, non me puoi blastare così d'azienda. Giorgio, non me puoi fare sta cosa. Quel morto di Cicarini lo cacceresti via. Tanto va via, gli scade il contratto. È in scadenza, quindi. Ciao Miro, adesso che famo? Lo teniamo o lo rimandiamo via? Io spero che rimanga. Io spero che rimanga. Spero che rimanga assolutamente Despotov. Vabbè, ovvio che conosco una cultura di base, un'infarinatura di d'azienda ce l'ho. Non ne conosco tantissime, però comunque li conosco. Grande Cartal. Spero che mi risponderà pure a me eventualmente in un futuro su Instagram, vedremo. Grande Guglielmo, e si è pure messo a piagne.
Poro Vicario. Sono contento che torni da noi perché comunque l'ho osservato, non è per niente male. Comunque stasera riposo, birra, noccioline e Netflix e vedo Narcos. Me coglioni. Ti piacerebbe chiedere Petagna in prestito al Napoli? No, assolutamente no. Petagna non... le prime punte così a me non mi piacciono. Non mi piacciono per niente. Voglio il Perugia gemellato con il Castello. Mi piacerebbe averci quel gemellaggio. Perugia è una bella piazza, veramente bella piazza. C'è il suo cellulare, pensa un po'. Un tridente Petagna Cerri Paoletti, mamma mia. Per carità di Dio. Mi viene l'orticaria solo a pensarci. Secondo me abbiamo la potenza economica per prendere Pogba dal Manchester United. Assolutamente sì, il problema è che poi ti svegli. Sostanzialmente è quello il problema. Però sostanzialmente se chiudi gli occhi, sì. Cosa ne pensi della coppia d'attacco Paoletti-Paoletti? Ah, mamma mia, cioè, è più forte me sta proprio sui coglioni a me. Tu ricordati delle 0000. Che cazzo è, una settimana d'addio? Ci vediamo il 7-7 alle 7-7? Guardare il Cagliari che gioca con Petagna, Ciari e Paoletti, be like, ma non è per 0,75. Secondo me pure 0,5, Il Discordino. Non ci sto oggi, regà. Oggi non ci sto per Discord. De Bruyne lo vedo bene, grazie al cazzo. Bonazzoli a me non è che mi salta. Ha fatto 2 gol belli, ma lì te fermi, perché per il resto dell'anno si è visto e non si è sentito. Ma quindi 1-1? Così stavano Siviglia United, mo te lo dico. Sì, è finito il primo tempo e stanno 1-1. Oh, ma è molto equilibrata. È stata molto equilibrata questa partita. Anzi che hanno fatto 2 gol, Molto molto equilibrata. Voglio De Bayor al campo. Ma perché ancora campa De Bayor? Ancora campa De Bayor. Io seguirò l'Europa League solo quando ci torneremo noi. Chissà quanto toccherà aspettare. Bonazzoli interventi chirurgici non li sa fare, gli manca tattica e tecnica. Secondo me nemmeno l'anestesia sa fare, infatti, Nemmeno quello. Linda è più forte di Siviglia United, secondo te? Probabile. Con tutto il rispetto parlando per gli interisti, ma a me dell'Inter non me ne frega un cazzo, quindi non me ne do nemmeno tanto peso. Ti piace sto tiro davanti? Pereiro al centro, Simeone Despotov. Non sarebbe male. Sondaggione, Leone o Leotta? Eh, Leotta.
Io Leotta. 100% biodegradabile, ma che cazzo? No, io tra i due Leotta, dai. Ciao Destrox. Sì, infatti è una bella sfida. Ok, burro. Credo di aver capito cosa tu ci stia a fare qui. Oddio, basta Christian, te prego, ho capito. Me lo fai vedere? Almeno me lo fai vedere sto Cristiano? A Pagani non è che a me mi faccia impazzire, cioè. Non mi fa impazzire de faccia. Buonanotte, Brucideddu. Mm. Va bene, Christian. Il problema di Ludovico è che a quella, alla voce, chissà di uno che ha ingoiato un fosse uno solo. Poi quando la guardi dirai, oddio, quello sono io, e non dirmi che non ti avevo avvisato. Staremo a vedere. Ne dubito fortemente. A parte che io non ho mai sentito uno che ha un cognome di Jacqueline, però vabbè. In Sardegna. Ciao Gabriele. Non ti leggerò mai, però sappi che apprezzo il tuo nome. Questa è una cosa tipo che capocchia, no? Per forza. Fidati di Miro che sarà così, quanto ci scommetti? Tutto quello che te pare. Sei grande in tutti i sensi. Thomas decidiamo, il dottor Thomas non è in sede. Dai, te levo sta soddisfazione. Ciao Thomas assaggiato. Se siamo torti sta soddisfazione, dai. Ne sono convinto. Staremo a vedere, Christian.
Ma sì, ma un Messi lo prenderei anch'io. Meglio di Petullà che ha letto con nonchalance un messaggio di "mi masturbo", sì, l'avevo visto quello spezzone. Madò, mi so' sentito male. Ma farai altre live in questi giorni di noia pura, così ci fai compagnia? Non lo so, staremo a vedere. Mi aggiorni in un minuto sul mercato del Cagliari? Non so un cazzo nemmeno io, quindi non saprei nemmeno cosa dirti. Cioè, tutto quello che so io è tutto quello che c'è scritto su internet e non è nemmeno detto che lo sappia tutto, quindi. Beh, Miro è un bel giocatore, eh. Miro è un bel giocatore. È veramente un bel giocatore. Non sono molto autocelebrativo, però bisogna ammetterlo che è un bel giocatore. Mi rifiuto di leggerlo, Fabri. Che troia. Sti cazzo de sbadigli. Ma io c'ho 999. Saffatirella. No, Zaffatirella, è Saffatirella. Ciao Thomas. Abbiamo due Thomas in live, di cui uno fantoccio. Comunque, Daero, al posto di saggiato dovevi scrivere sturbato, eh. Realmente su FIFA ci avrei meno 12 probabilmente. Ts. È probabile, ts magari. Però io voglio ricordarlo come Saffatirella con la S. Troppo volgare. Vabbè. Saggiato è più family friendly, c'hai ragione. Del campionato inglese chi ti piace e chi no? Campionato inglese mi piace l'Arsenal. Ma che cazzo è successo? Ma che cazzo è successo, regà? Non ho idea di cosa sta succedendo, sta laggando a bestia. Vabbè, è incominciato a laggare a bestia. Fammi levare il wifi non lo so che cazzo sta succedendo, regà. Cioè, ha cominciato a laggare tutto all'improvviso. Non ne ho idea. Levo il wifi da un po' tutto. Boh, non. Regà, è incominciato a laggare. Non so perché. Non chiedetemi, non fatemi domande, non lo so nemmeno io. Ciao Giuseppe, tutto a posto a parte quello che sta succedendo adesso? No, non gioco a Warzone. Sei troppo ubriaco. La vedo difficile ubriacarmi con l'acqua. La vedo veramente difficile.
Ma devo capire perché ha fatto così? Perché sta facendo così? Aspetta. Niente, continua a laggare. Continua a laggare a bestia e non capisco il motivo. Non so perché, ragazzi. C'è apparizione così mistica di luce. Boh. Non, non so che fare. Cioè, non riesco a capire perché stia a fare tutto sto coso. Vabbè. Tra l'altro poi da dove è sbucata tutta sta luce che prima era più buio e la luce è sempre stata la stessa. Mm, ma se io provo a levare la cosa, no? E magari... No, sempre così. Ti stanno dossando. Non penso che qualcuno ci perda tempo a addossarmi. Mo le provo tutte. No, non fa un cazzo. Vabbè. Lasciamolo così, che lagga improvvisamente. Fammi rimettere il wifi al telefono. Ciao Fabri, un abbraccio. Sì, ho capito, ma il video così non si può fare. Vabbè, levo la videocamera a sto punto. Tanto se mi si deve vedere laggato non c'ha senso che mi si vede. No, non c'hai le visioni, Giorgio. All'improvviso è diventato tutto più luminoso. E va sicuro che la luce è sempre la stessa. All'improvviso c'è stato un flash luminoso. Non si sa che cazzo è successo. Boh, vabbè, io sto a provare comunque a cambiare settaggi. Show advanced. Magari mo provo a abbassare un po' la risoluzione. Ecco, ho abbassato la risoluzione e è tornato. Tornato normale. Ma se io adesso provo a rialzarla, è tornato come prima. Mo so più buio. Vabbè, vabbè, non voglio sapere, certe volte è meglio non sapere. Certe volte è decisamente meglio non sapere. Io mi sto ancora chiedendo come mai su FIFA non inseriscono le squadre di Serie C. Beh, alla fine se vai a vedere solo l'Inghilterra, cioè le squadre di Serie C. Miro, leggi anche il mio di nome, però se hai letto il suo. Io il suo l'ho letto perché non conosco il suo nome. A te so che sei Christian, perché te devo leggere il nome? Ti chiami Christian, così sei fluido e meno lucente. Era quello che doveva esserci anche prima, però non si sa come. All'improvviso lampo di luce. Boh, vabbè. Ma dovrebbero farlo, sarebbe bello. Lo so.
A parte che da quello che ho capito pure la Serie B è a rischio quest'anno, quindi... Ci sono sempre, ma fallo per darmi una soddisfazione, dai, cosa ti costa? Ci sono sempre nelle tue live. Ah, cioè, dovresti apprezzare più il fatto che ti chiamo Christian piuttosto che ti chiami per il nome che c'è su YouTube. Cioè, dovresti apprezzarlo di più. Così sei uno slime, però. E sono i rischi del mestiere, burro. Io non ho mai capito sta cosa dell'ok boomer. Non l'ho mai capita. Preferisco essere chiamato così. E io ti chiamo Christian. Mi dispiace. Tra l'altro, un'ora e 21, altri 10 minuti e vedo. Me ne vado. Tra 10 minuti me ne vado. Ah. Porca troia che sonno. Che è successo? Ok, cioè a io miro cosa? Grazie, Damen. Ok, boomer si dà come per dire vecchio, è uno slang usato dal Cerbero e i suoi sub del cazzo. Ah, non lo sapevo. La mia birra preferita ovviamente è l'Icnusa, ovviamente. Ciao Cisio, alla prossima. Ma io non ne ho idea, io per questo ho chiesto. Non lo dico, Cristian. Preferisco chiamarti per nome. Cosa ti aspetti dal Cagliari nella prossima stagione? Di raggiungere l'obiettivo Europa. Ma solo una volta, no? Addirittura.
Ciao Claudio. Qua meglio nasconde. Ciao Marti. Prego. Che te devo dire? Ma veramente se ne sono sentite un po' di tutte, Martì, su Nainggolan. Vedremo. Da quello che so, pare che comunque lui sia disposto ad abbassarsi l'ingaggio per venire. Staremo a vedere. No, non ce l'ho con te, Christian. Sei tu che ce l'hai con me. Io sto tranquillissimo. Non mi piacciono le gocciole. Agli altri lo fai, a me no. Agli altri non so il nome, a te sì. Io sì, in Spagna simpatizzo Real e Valencia. United quasi in vantaggio. Spero vinca il Siviglia. Sì, lui è Christian 04, il vecchio Christian 04. Ma non c'entra, quello, è per darmi una soddisfazione. Io chiamo col nome di YouTube le persone di cui non conosco il nome vero e proprio. Però sì, conosco il nome, perché devo chiamare col nome di YouTube. Cioè, è un discorso abbastanza semplice. Non mi pare manco il caso di tirarla così per le lunghe. Preferisco chiamarti Christian. Vorresti Beriscia come secondo portiere? Va benissimo Cragno. Sì, Cragno, va benissimo Vicario. Cosa ne pensi di Juan Jesus al Cagliari? Un buon difensore centrale, certo non è il migliore, non stiamo a parlare di un campione, però comunque te conosco, France. Tra l'altro tu hai fatto pure una live con me i primi tempi che ero su YouTube. Rieccole Fabri, tanto tra un po' chiudo. Tra molto molto poco chiudo. Se non leggi il nick di Chris ad alta voce il chiavo fallisce. Un motivo in più. Solo mi accorgo che c'è scritto Fastibizio e non Fabrizio.
Pure a lui lo chiamo Fabrizio perché so che si chiama Fabrizio, troppe volte ci siamo sentiti su Facebook. Se non lo fa stanotte non dormo, è esagerato. Ma secondo te l'Inter vincerà l'Europa League? Ha un quarto di possibilità di poterla vincere, quindi perché no? Ciao Bazzuzu. Fiore. Non conosco. L'unico Fiore che conosco è Stefano, ma che penso che ormai si sia bello che ritirato. No, non è quel Francesco. Ah, Flore, avevo letto Fiore. Scusa. Io pure vorrei troppo Florenzi. Pueblo è il pueblo. Come so? Come sono, Christian? Con me ti comporti sempre oddio mio, mi odi. Fai come te pare, Cri. Che te devo dire? Che ti devo da dire? Eh no, perché io prima li leggo sul telefono i commenti e poi da qua, quindi qua ho letto Fiore, poi qua ho letto Flore. Cioè, ho letto che hai scritto Florenzi e io pensavo che hai scritto Fiore, ecco perché. Qui vedo più piccoli i commenti. Se me sta a cercare di far venire i sensi di colpa, Chris, sprechi tempo, io te lo dico. Ho perso 340 euro di biglietto aereo per tornare a casa. Porca troia. Ferie bruciate. Il Pueblo non lo fumo, lo mastico ormai. Oh. Io più in là del Pueblo non ci posso andare. Ma un Cherry Ala? Ma perché mai? Ma un cranio terzino? Sei felice nella vita a volte. Diciamo di sì, dai. Rivorresti Grise di Cagliari? No? Cosa vuoi in cambio? Assolutamente nulla, io non voglio niente in cambio. Vabbè, cacciatore portiere l'abbiamo già visto, eh. Grazie Francesca che mi segui. Madonna, Grilla, sta a tirare un po' troppo per le lunghe, eh. Decisamente un po' troppo. Madonna, mi dispiace, Fabri. Mi dispiace. Anche fare col portiere, almeno troviamo il suo ruolo. Esatto. Ah, sei tu. Non sapevo fossi tu. Non sapevo fossi tu, Martì.
Sapessi io, io pure ne la faccio più. Tra l'altro la maglia del centenario al Cagliari Point che mi attendeva. Quella cagata. Joao l'avrei venduto perché non credo possa replicare una stagione come questa. Cosa ne pensi, Miro? Probabilmente non potrà replicare una stagione come questa, però uno come Joao Pedro io me lo terrei. Ciao Briccolo! Ma è orribile con la maglietta. Cioè, tutto ciò che potevano toppare l'hanno toppato con quella maglietta. Spero di non farti la stessa domanda se te l'hanno già fatta, visto che mi sono collegato adesso. Cosa ne pensi di Juan Jesus? Sì, me l'hanno già fatta, ma non ti preoccupa, Briccolo. Penso che comunque un difensore centrale normale, cioè non stiamo parlando di un campione, ma nemmeno di una pippa. E questo è già tanto per i difensori centrali che ci avevamo in rosa, quindi è un passo in avanti. Ma Olsen ritorna? Dipende, se parte Cragno probabile. È un nome su cui il Cagliari potrebbe puntare. Secondo me o Sirigu o Olsen. Uno dei due. Orribile centenario sotto tutti i punti di vista, esattamente. Cristian, te prego, basta, non ti odio. Madonna quanto la stai a tirare lunga, non fa il bambino, dai. Se parte Cragno, Sirico primo portiere e Olsen secondo portiere. Ma spende due soldi per due portieri, cioè spende i soldi per due portieri, no. Cragno è troppo prezioso, quello sicuramente. Ciano è tanta roba. Ciano è tanta roba. Bazzuzu non sarà il primo che preferisce Olsen, sicuramente. Però tocca vedere se Cragno rimane o meno. Ma qualche notizia dello stadio? Hanno finito di smantellare il nostro stadio del cuore del Sant'Elia? Non so se hanno finito di smantellarlo. Non lo so. Devo essere sincero. Però, se non mi sbaglio, che hanno detto 2022-2023 come termine ultimo per lo stadio. Cioè, nel senso che entro o il 2022 o il 2023 dovrebbe essere bello che fatto. Staremo a vedere. Se abbiamo venduto Barella a 50 euro. Forse un po' di più. Forse un pochino di più. Ciao Miro, secondo te Di Francesco abbirà una zona europea? Penso proprio di sì. Cioè l'intenzione credo sia quella. Ne avranno sicuramente parlato con Giulini. Doveva essere quest'anno, per ovvi motivi non ci siamo andati. Penso che sarà l'obiettivo dell'anno prossimo, per forza di cose. Ma per 60 euro io ce li spenderei per Barella, solo 60, dai. Facciamo questa spesa onerosissima e ci prendiamo Barella. Sì, non ti preoccupare, comunque si era capito.
Oddio, scusate se ho fatto un po' di casino. L'Europa sì, è d'obbligo. Vabbè, regà, se siamo divertiti, abbiamo chiacchierato, siamo stati in compagnia. Vi saluto, vi mando un bacione. Grazie per la compagnia, appunto. E penso ci beccheremo prossimamente se uscirà qualche ufficialità su qualche video oppure qualche altra live. Sempre Forza Casteddu, belli regà.